Buonasera a tutti ragazzi, quindi aggiornamento 19 aprile, quindi vediamo un po' la situazione com'è. Quindi diciamo che i contagiati oggi sono accertati fino alle ore 17, 172 persone che hanno contratto il virus SARS-CoV-2, quindi coronavirus Covid-19 come lo volete chiamare voi, quindi 3047 persone in più rispetto a ieri. Quindi diciamo che in Lombardia rispetto a ieri c'è stato un piccolo, meno male, abbassamento. In effetti ieri erano 1246, oggi invece sono 855, quindi fortunatamente qui perlomeno sembra, forse speriamo, quindi aspettiamo a domani per vedere se la situazione sta scendendo. Quindi in Emilia Romagna più 376, ieri erano 350, quindi qui rimane più o meno uguale. In Veneto, allora in Veneto sì, più 243, ieri erano 318, quindi un pochino in meno. In Piemonte più 593, ieri erano 661, quindi giusto, diciamo che un po' significativo, un po' solo la Lombardia, poi su per giù perlomeno fino a qua stiamo uguali. In Liguria ieri erano 227, oggi sono 113, quindi la metà, è buono. In Campania qui da me ieri erano più 41 persone, oggi sono più 37, quindi stiamo andando bene, cioè in tutta la Campania 6 milioni di abitanti, 37 infettati, non è quasi nulla. Quindi in Toscana erano più 135, ieri era più 127, quindi ciao Cristina, buonasera, quindi è uguale. Poi in Sicilia ieri erano più 45, oggi più 47, quindi stiamo ancora lì. Nel Lazio ieri erano più 87, oggi sono più 144, quindi qua un pochino in più. Friuli Venezia Giulia ieri erano più 14, oggi più 56, anche qui c'è stato un pochino di aumento. In Abruzzo ieri, allora oggi più 34, ieri 44, quindi 10 in più. In Puglia più 120, ieri erano 82, quindi un poco più sopra. In Calabria più 24, ieri erano 20, quindi più o meno rimangono così pure qua. Sardegna più 17, ieri erano 20, stiamo là. Allora, Valle d'Aosta più 15, ieri erano stati 80, quindi pure qui si è abbassato abbastanza bene. A Trento erano più 101, sono oggi voglio dire più 101, ieri erano 55, quindi è raddoppiato quasi. In Molise più 10, ieri erano 0, quindi come potete vedere in Basilicata, poi eccola qua, 342, ieri erano, oggi sono 3, ieri erano 2, quindi come potete vedere diciamo che la Lombardia ha dimezzato più o meno, ieri erano 1200, mi ricordo bene 46, sì, quindi diciamo che si è abbassata un po' la cifra, quindi aspettiamo a domani per vedere se rimane così, specialmente diciamo in Piemonte. Ascoltavi Vasco? Senti, quindi diciamo che la Lombardia oggi sono 855, ieri erano 1246, quindi ho detto speriamo che domani siano ancora di meno di oggi, quindi meno di 855. Quindi in Campania oggi siamo più 37, ieri eravamo più 41 infetti. Quindi diciamo, sì Cristina, io quando ero ragazzo, vabbè, a volte dico così perché oramai ho 44 anni, quindi quando avevo 23-24 anni sono andato a vedere tutti i concerti di Vasco Rossi, quindi
diciamo che eravamo la parte più scombinata di Salerno andare a vedere Vasco Rossi, quindi diciamo che eravamo i più scombinati, come dicevamo noi all'epoca, quindi diciamo all'epoca ci sono stati degli anni che abbiamo perso quasi qua, però ci siamo divertiti a finale, quindi 21-22 anni, quindi imitavamo Jim Morrison, Vasco Rossi, quindi erano i nostri, quelli da imitare, quindi immagina un po' la scena, quindi si viaggiava all'epoca. Sì, 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 a volte mo vedo tanti ragazzi ancora qui, grazie, quindi diciamo che a 21-22 anni, ma tutti quanti lo fanno, è un rito, a finale vedevamo Jim Morrison, all'epoca stava Freddie Mercury, chi ci stava più, ma stavano tutti, Elton John, ma tutti quanti questi qua, i Doors, quindi tutti scombinati a finale, quindi si fumava e si beveva all'epoca, questa era la tradizione, quindi tutti quanti fumavano e tutti quanti bevevano. Poi diciamo che quegli anni erano quegli anni proprio dove ci stavano un sacco di persone che si scombinavano nel vero senso della parola, anche se adesso la situazione diciamo è migliorata di molto. Sì, sì, Francesco, noi partivamo, io mi ricordo siamo partiti, ma io ma ti sto parlando di 22, 23 anni fa forse, eh. Stava un concerto a Cava dei Tirreni di Vasco Rossi, che era alle 9 di sera, noi siamo andati la mattina con i Jack Daniel e Bomboloni a gogo proprio, quindi chi aveva bottiglie di Jack Daniel, ne avevamo di tutti, quindi siamo messi fuori allo stadio di Cavate di Rene e ci siamo messi proprio davanti a tutti. Ti dico la verità, abbiamo visto il concerto, però ricordiamo ancora poco forse. Quindi sinceramente i ricordi sono proprio vaghi, bravo. Quindi diciamo che è una generazione che era i più scombinati. Sì, sì, erano proprio. Sì, sì, ma io parlo delle prime canzoni di Vasco Rossi, Alba Chiara, quindi tutte queste canzoni, diciamo, che sono i più bei ricordi di Vasco Rossi, quindi, diciamo, le prime canzoni poi. Quindi, diciamo, stavamo all'epoca la generazione quella là, quindi diciamo che ancora tutt'oggi comunque Vasco Rosso ha un sacco di persone che lo seguono, però noi stiamo parlando proprio dell'inizio di Vasco Rossi, quindi diciamo che le canzoni più belle erano proprio quegli anni là, poi le ha fatte pure altre belle, però sì, fegato spappolato, noi fegato ce l'avevamo noi spappolato, però qua si parla proprio bravo, delle prime canzoni che poi diciamo hanno avuto diciamo sono rimaste quasi nella storia finale. Quindi a finale siamo rimasti nella storia negli anni 90, si può dire. Quindi all'epoca i Doors, Jim Morrison, poi ci stava Vasco Rossi, poi stavano i Queen, poi stava Pino Daniele, Battisti, ma ci stavano tanti cantanti, uno diciamo meglio dell'altro, quindi però diciamo i più spericolati per la generazione dell'epoca era Vasco Rossi, poi ci stavano i Doors che andavano per la maggiore, Bob Marley per i famosi cannoni, ragazzi. Quindi mi ricordo che i ragazzi pure qua, tutti quanti Bob Marley perché fumava, quindi tutti quanti con queste magliette Bob Marley. Quindi già immagina, poi stavano i Metallica, quindi tutti i metallari, mi ricordo all'epoca stavano i paninari, quindi Pink Floyd, bravo. La canzone Losing My Religion, quindi vedete un po' di quanti anni fa parliamo ragazzi, quindi diciamo che hanno fatto la storia queste canzoni dei Pink Floyd, ma di tutto ragazzi, vedi, guarda, ah i Rem erano, sì, Losing My Religion, i Rem, sì, Nirvana, sì, Nirvana me lo ricordo, sì, i Nirvana me li ricordo, sì. Green Day di meno, ma in Nirvana sì. Poi stava Logic My Religion di un brano di Rem, Metallica, sentivo, quindi stavamo tutti proprio rispetto a... Ciao, grazie, buonasera.
Le novità in effetti sono che in Lombardia, sì, sì, si sono abbassate un po', diciamo, le stime, fortunatamente. Quindi in effetti oggi ci sono 855 casi rispetto a ieri che erano 1246, quindi non dico dimezzato, ma quasi. Quindi speriamo che domani continuiamo così. Quindi diciamo che c'è stato più o meno qualche regione che ha avuto un abbassamento, qualche regione è rimasto uguale, qualche regione diciamo sta scendendo ancora. E dei nostri. Sì, 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 ma pure qua, allora vedi che paese che vai l'usanza è sempre la stessa, quindi cambia solo il modo di dirlo, ma al finale è sempre lo stesso. Diciamo che erano i famosi anni 90, all'epoca, diciamo, tutti quanti, era proprio come una moda in effetti, mi ricordo il paninaro, tutti quanti con questo pantalone, queste cose qua, poi stavano i metallari che si mettevano metallo dappertutto, a parte gli orecchini che si riempivano le orecchie e tutto il resto, quindi diciamo che ci stavano proprio dei gruppi metallari, paninari, diciamo che erano tutti quanti... Sì, sì, ad esempio mi ricordo Francesco che aveva i capelli lunghi, a tipo Jim Morrison, con due orecchini ai due lati con i ciucciotti, se non ti ricordi quei ciucciotti di plastica, quelli là piccolini, che erano tipo portachiavi, quelli là tutti colorati, ciondoli, e li avevo nei due orecchini ai due lati dell'orecchio, quindi ho ancora i buchi presenti sia a destra che a sinistra, quindi portavo tre orecchini, due sulla sinistra e uno sul destro. Sì, King, sì, sì, io mi ricordo lo zaino, io mi ricordo lo zaino dell'Invicta, ragazzi, lo ricordo come se adesso fosse, quindi mi ricordo il famoso zaino Invicta, e chi se lo scorda, quindi andavamo a fare poi tutto l'Invicta, tutto bello scritto con i paninazzi, perché dovevo fare i paninari, quindi diciamo che era questo qua. Sì, sì, alla fine i tempi erano quelli. Poi la famosa cassetta che si arrabbiava, come diciamo noi, ogni volta quella cassetta usciva il filo da dentro e con la penna della stilo la dovevi riavvolgere e volavano santi e madonne dovunque. Allora, King, non è che cadrà un asteroide il 29, c'è una possibilità che possa cadere. Quindi, siccome la NASA dice che passerà a 6 milioni di chilometri, quindi a 6 milioni di chilometri, diciamo, può essere un pochino pericoloso. Però io, sì, sì, io siccome non credo, perché la NASA è bugiarda di natura, che sia solamente 6 6 milioni di chilometri, perché un oggetto per non essere pericoloso deve distanziarsi 7 miliardi e mezzo, 7 milioni e mezzo di chilometri dalla Terra. Questa è la, diciamo, la cifra esatta perché un oggetto non sia pericoloso per la Terra. Questo qua loro hanno detto passerà a 6 milioni, quindi diciamo che un pochino pericoloso, però il mio pensiero, che ci ho fatto tanti video su sta cosa, perché molti scienziati russi dicono che la NASA non dice la verità, molti astronomi privati dicono la stessa cosa, quindi diciamo che ci sta, ciao Gaetano, un po' di casino, quindi ci stanno i gruppi, è come se gli scienziati fossero divisi, la NASA dice no, è tutto a posto, i russi sì, avevano Timberland e gli altri scienziati dicono no, la NASA ci sta una possibilità che possa colpire la Terra. Quindi diciamo che io ho fatto il video e ho detto ragazzi non è che questo cadrà sicuramente sulla Terra, ci sta la possibilità che può cadere sulla Terra. Quindi questa è la cosa, quindi non è che cadrà sicuramente, cioè è un'ipotesi, può cadere ma non è detto, quindi io credo di no, sinceramente, però la percentuale che possa cadere ci sta, non è che ti dico no, non può accadere, perché è impossibile, come dice la NASA ad esempio, no? Se vai sul sito della NASA dice no, assolutamente no. Se invece vai sui siti russi e altri dicono che una possibilità ci sta. Cioè la NASA ti dice al 100%,
no, non cade. Mentre se vai sui russi, sui siti cinesi, giapponesi, ti dicono ci sta il 70% che non cade e il 30% che cade. Quindi vedi, ti dà una percentuale. La NASA invece ti dice no. Quindi perciò ho fatto il video così, però credo che non debba cadere. E che da... come deve andare proprio male male male, quindi a casa. Poi Apopis, ragazzi, lo ripeto, Apopis il 2029, qualcuno mi ha detto Giuseppe, ma non era il 2036? No, Apopis passerà due volte, quindi se non ci colpisse il 2029, anche se molto improbabile, data la sua troppa vicinanza con la Terra, può colpire il 2036, tornerà di nuovo, quindi ecco perché a volte potete trovare 2036 Apopis. Però ragazzi, il 2029, il 13 aprile 2029, il famoso Apopis, che è 350 metri di diametro, passerà a, mi pare, vicino ai nostri satelliti, più o meno sui 35.000 km dalla distanza della Terra. Forse la linea perché sono intasati, Giacomo. Quindi diciamo che lì a 35.000 km ci stanno i satelliti per la TV, per internet, ci stanno questi satelliti. Significa che se questo masso di 350 metri cammina 35-36 mila chilometri, non milioni, mila, significa che sarà visibile. E siccome è grande, l'attrazione gravitazionale della Terra lo attira a sé. Subito, Francesco, quindi diciamo che non è pericoloso neanche questo, forse il 29 aprile, ma Apopis, quello lì, quello mi fa davvero paura, quello là va studiato veramente bene, anche se la NASA, come sempre, prima aveva detto che era pericoloso, poi ha detto no, abbiamo fatto i ricalcoli, mentre i giapponesi e i russi dicono di no, quindi un casino come sempre. Poi, come potete vedere, a parte i terremoti, ci sta succedendo quasi di tutto. Vedi davvero strane luci blu nel cielo, un sacco di oggetti non identificati che qualcuno dice, vabbè Giuseppe, ma tu li chiami sempre UFO, questi cosi. Ma io un oggetto che vedo che non posso identificare, io dico UFO perché proprio significa oggetto non identificato. Quindi no perché lo voglio chiamare che è un UFO. Quindi sono oggetti non identificati. Quindi diciamo che è così. Poi ci stanno un sacco di video, ho messo pure i link io, dove si vede il cielo blu, dei puntini che camminano, il cielo che diventa blu. Cioè, che sono sti cose? Quindi o è qualche cosa di nascosto che fa l'uomo, o veramente sono gli UFO. Quindi due sono le possibilità, non è che si può scegliere più di tanto. Quindi o ci sta qualcosa che non va a livello di UFO, di qualche cosa che sta per arrivare, oppure è l'uomo che si diverte a giocare con, a fare lo scienziato pazzo. Quindi questa è una cosa è. Sì, sì, verità, sì, ma era giusto per dire, no? Al finale gli avvistamenti ci stanno, le cose strane si vedono. Però dico io, se era l'uomo, no? La NASA oppure la protezione civile, chiunque, diciamo, poteva dire guardate che siamo noi. Ma invece no, ogni volta che proviamo a chiedere una spiegazione, nessuno ci dà una spiegazione. Perché io a volte dico no, si vedono degli oggetti nel cielo di Pavia, faccio un esempio. Se dite è un'esercitazione militare, sono oggetti nuovi che stiamo verificando, diciamo che sono queste cose qua e finisce là il discorso. Invece ogni volta che provano a dire che cosa siano quei cosi che volano nel cielo, nessuno dice nulla. Bravo. Quindi diciamo che è così la storia. Quindi perciò uno dice, se invece lo Stato oppure chi è di dovere dice no, guardate, stiamo testando dei nuovi prototipi di aerei, quindi non preoccupatevi, siamo noi.
Quindi diciamo che ultimamente, diciamo che fra Covid, virus, asteroidi, comete, la cometa Atlas che diciamo deve arrivare, che si è frantumata, dicono che si è rotta, diciamo che è tutto un casino, ragazzi. Quindi diciamo che non è che è una sola cosa. Infatti adesso dopo questo video pubblico un altro video dove addirittura in una città del Messico è stato visto un lupo mannaro. Al finale del video però questo è fatto con le scritte, quindi l'ho dovuto tradurre perché era russo e l'ho dovuto tradurre e diceva che addirittura anche la polizia ha visto questa persona camminare oltre una persona di 2 metri, quindi un animale di 2 metri, l'hanno sparato addosso, non si è fatto nulla, è rimasta un'impronta per terra, dicono molto grande, di un animale, quindi di molto grande. La gente sente gli ululati nella notte e giustamente dicono questo è un lupo manaro. Una guardia della polizia l'ha pure vista in effetti e quindi ha confermato che esiste questa creatura. Ha registrato pure gli ululati, però giustamente prove comunque non ce ne sono perché l'ha visto solo lui e ha ragionato ululato nella notte, quindi si sentono questi ululati nella notte. Quindi diciamo che quello ha detto poi al finale. Ha detto ma fra virus, luci blu, UFO e mo pure i lupi mannari, ma non è che questo virus diciamo è così. No, è una giornata, è stata nuvolosa tutto il giorno, Gaetano. Quindi è stata una giornata proprio pallosa nel vero senso della parola, molto pesante. Non ha fatto una goccia d'acqua, però è stato grigio, grigio, proprio topo tutto il giorno. Difatti io e Francesco dicevamo, mo scherzo, mo piove, piove, non piove, piove, non piove, ho fatto una diretta, ma che non manca una goccia d'acqua, quindi nulla. Ma non lo so, Giacomo, qua ci saranno tante. Sì, sì, in effetti domani dà pioggia un po' in tutta Italia, quindi sicuramente domani sarà proprio una brutta giornata, quindi già è bello stare a casa. Poi, no, grazie, in effetti loro hanno, la polizia ha registrato solo gli ululati, quindi nulla di che, quindi in effetti l'hanno sparato addosso, purtroppo con un fucile, ma non gli hanno fatto nulla perché non è uscito neanche il sangue. In effetti, qui ho fatto una traduzione dal russo all'italiano tramite degli amici, quindi in effetti non hanno proprio, come si dice, scolpito, come se avesse sparato contro qualche cosa che non puoi colpire. Quindi non c'era una scia di sangue per terra, nulla, quindi no, non gli hanno fatto nulla neanche sparandolo, quindi più o meno un animale più o meno su 2 metri. Poi nella notte si sentono tipo lupi, ma non sono lupi, dicono perché hanno controllato, hanno setacciato, si sente questo forte ululato. La strana creatura è stata vista a parte della popolazione, però anche dalla polizia, quindi non è che sa, può essere che la persona sia impressionata, ma con questa cosa del virus, queste cose, anche un agente di polizia ha avvistato questa creatura e l'ha sparato, ma non gli ha fatto proprio nulla, quindi zero proprio, quindi lui l'ha colpito, ha dichiarato, pensava che trovava una scia di sangue per vedere dove andava, ma in realtà non ci sta proprio nulla, quindi non gli ha fatto né caldo né freddo. Quindi diciamo, la gente dice non solo adesso il coronavirus, ma pure il lupo manaro. Quindi dice non è che questo virus trasforma queste cose, perché dice mo le luci blu nel cielo, gli UFO ci vediamo, ma il lupo mannaro, dice che succede più fra poco. Quindi dice non è che questo virus va a vedere l'allucinazione, però giustamente dice qua allucinazione, comunque l'ululato si sente. Eh sì, Giacomo, sai che cos'è? A volte uno come ho sempre detto io, no? Se non hai un'esperienza, Giacomo, tu
Ma nessuno giustamente lo può capire, perché giustamente se non lo devi vivere, cioè allora un fantasma, no? Uno parla di un fantasma, no? Qualcuno giustamente dice, ma Giuseppe, ma quanta bombolone ti hai fatto? Nessuno, ragazzi, non fumo neanche le sigarette. È arrivato Cicciu Salumiere, eccola qua. Quindi eccola qua. Io non dico che succedono tutti i giorni, queste cose. Cioè, mi è successo, che ne so, ho 44 anni, mi sarà capitato una decina di volte. Non è che mi capita tutti i giorni oppure tutti gli anni, però in 44 anni mi è capitato una decina di volte di vedere cose che in realtà non dovrebbero esistere. Ma ultimamente pure un UFO, ad esempio, tanto per dire una stupidaggine, vabbè, quello posso pure dire che era un aereo, possiamo... Aveva con me Giacomo, quindi possiamo dire che togliamo l'UFO perché l'UFO può essere anche un elicottero, una sonda spaziale, quindi togliamo l'UFO, però un fantasma, ad esempio, una persona morta, no? A me è capitato che era morta una persona, quindi diciamo che a finale era morta questa persona. Io ero partito per una fiera. Sono ritornato e non sapevo che questa persona era morta. Quindi giustamente sono tornato, sì, sì, da una fiera. Questa persona qui aveva il vizio, perché era una persona anziana, che tutte le sere andava a comprare la pizza a casa, dove sto? Quindi andava a comprare la pizza e buonanotte. Quindi diciamo che lo vedevo sempre quando stavo qui a Materno, poi quando non andavo fuori. Quindi una sera, quando sono ritornato, l'ho visto, l'ho salutato, però stava di spalle, non mi ha visto. Io ho fatto col clacson dell'auto, però non mi avrà visto. Sono andato al supermercato, ho fatto la spesa, sono ritornato e l'ho detto a mia mamma. E ho detto, ma sai, ho visto lungo al Minuccio, che stia lungo a la pizzeria, che stava facendo il pizza, perché mamma mi ha detto a chi hai visto, perché ma non lo so se è pazza, se stacca, quindi non lo so. Quindi diciamo che a finale mamma mi ha guardato e ha detto, ma sei sicuro? Ho detto sì, ma perché ho detto? Dice no, ma quello Don Gammy non c'è morto da un sacco di tempo, quando sei partito tu, perché sono stato 2 mesi in effetti, quindi sono stato 2 mesi fuori, quindi a finale diciamo che era così. E comunque a finale, ragazzi, poi il giorno dopo ho trovato il figlio in strada ed era così. Quindi è pazzesco, ma è vero. Quindi io l'ho visto, però in effetti non dovevo aver visto perché non c'era più. Però io l'ho visto, quindi l'ho visto sempre nella stessa modo come lui faceva. E ho detto, poi giustamente ho trovato il figlio e ho detto, guarda, dice, ma Giuseppe, quello papà è morto quando sei partito tu, quindi pochi giorni dopo che sei partito tu. Quindi diciamo che io, era lui comunque ragazzi, quindi diciamo che poi tante altre cose pure, quindi una volta siamo andati in una chiesa qui vicino a vedere, era lei Cristo, sì, sì, ma io lo stavo aspettando, capì? Sapevo che era lei, aveva 2 account. Sì, grazie, sì, in effetti io non mi facevo capace di sta storia, ho detto mamma mia, mi sono messo poi, evitavo di passare da quella strada, anche perché la strada è unica e quindi o vai per sopra o vai per sotto, quindi a volte evitavo proprio paura di vederlo, poi mi sono fatto capace e va bene. Poi un'altra volta, ad esempio, siamo andati in una chiesa qui vicino a Salerno, a Cava dei Tirreni, a Vietri più o meno, tanto per farvi capire, e lì ci sta un prete esorcista, quindi stavo lì perché mio fratello ultimamente non si sentiva tanto bene, ho detto vabbè andiamo a vedere, sai noi crediamo ancora a queste cose che qualcuno ti può dare il malocchio, sa, qualche fattura, noi crediamo ancora a queste cose qui a sud.
Quindi ha detto andiamo da padre Gennaro, se qualche cosa lui se ne accorge. Quindi credevamo in queste cose, che ancora crediamo noi, quindi crediamo che qualcuno ti possa, che ne so, pigliare a occhio come diciamo noi, farti qualche fattura, qualche cosa, diciamo così, diciamo che ci crediamo ancora, qui si usa ancora. Anche se potranno dire Giuseppe, ma che dici? Lo so, è strano per voi, ma per noi forse no. Quindi siamo andati lì e abbiamo assistito a una scena brutta. In effetti una signora si è sentita male, ha incominciato a intorcigliarsi, come dico io, tipo film dell'esorcista, ci hanno cacciato fuori a tutti, quindi hanno chiuso la chiesa e purtroppo si è capito che la signora, durante la preghiera che stava facendo il prete esorcista, diciamo di benedizione, ha incominciato a diciamo, andare di matto. Quindi hanno cacciato tutti quanti fuori, hanno detto di ritornare un altro giorno e si sono chiusi tutti e tre i preti esorcisti con la famiglia di questa signora e la signora che le urla sentivano che ti raggelava il sangue in corpo. Quindi diciamo non sono, sì sì Francesco, non è che abbia, e quindi diciamo come fai a non credere se hai visto? Quindi il problema è questo, no? Che se tu non hai visto non credi. Allora, la stessa cosa, tutti quanti, tante persone dicono Dio esiste, Dio non esiste, Dio esiste, Dio non esiste, ma se tu, sì, più o meno, Cristina, sì, sì, certo non è che vedevi che volava, queste cose qua, partiamo da questo, quella è fantasia, qua si parla di altre cose, quindi non pensare che l'esorcismo sia una persona che vola, può capitare che sposta oggetti o cose così, però di solito non è come nei film che si alzano i letti, queste cose qua, no. Quindi evitiamo di esagerare, lì c'è un po' di esagerazione, quindi diciamo può parlare varie lingue, questo sì è vero, ma non è che distrugge una casa oppure queste cose qua, no. Quindi non è proprio come nei film, diciamo così. Lì esagerano un pochino, quindi però qualche cosa di vero c'è. Quindi come ad esempio vedevo in certi documentari dove per capire la chiaroveggenza, no? La prima cosa è la chiaroveggenza. In effetti se tu prendi una cosa e la nascondi in un sacco nero e tu chiedi alla persona indemoniata che cosa ci sta dentro, sicuramente te lo dice perché lo sa. Questo è un primo coso per capire che ci sta qualcosa che non va. Poi sono avversi al sacro, quindi crocifissi, madonne, santi, loro sono, vanno in furia, quindi sono profani al sacro, quindi acqua benedetta è come se bruciasse la pelle. Quindi questi sarebbero i famosi segni, ma non come fanno nei film, che vabbè, ma sono film ragazzi, là è Hollywood, quindi gli effetti speciali, vi ricordate l'Esorcista 2? La casa è crollata al finale, l'ha spaccata in due. Quindi questo qua è un po' esagerato, però voglio dire io, se non vivi queste esperienze tu non credi mai. Allora quella è la cosa, no? Molte persone dicono, vabbè, ma io credo in Dio. Allora, se tu vedi Dio, quindi non c'è più gusto, in effetti tu l'hai visto a Dio, quindi sai che Dio esiste. E così è pure un fantasma, se tu l'hai visto, tu sai che esiste, ma se non l'hai visto, tu dirai che non esiste. Quindi è questo il discorso, ragazzi. Se non l'hai vissuto, dirai no, non è vero, i fantasmi non esistono, che ne so, tutte queste cose qua, oppure le persone possedute non esistono, il diavolo non esiste e tutto il resto. Diciamo che se non lo vedi, non lo credi. È un po' come a San Tommaso. Quindi esci da queste cose per salire, bravo. Questi mamma mia. Però ragazzi, tante cose sono vere. Sì, pure io ci ho sempre creduto al fatto degli spiriti, delle anime, come le vogliono chiamare, quindi credo che esistano veramente. Io ci ho sempre creduto, quindi ci credo, quindi a volte sembra strano dire sì, ma però a volte ci stanno dei fatti che fanno pensare che qualcosa ci sta.
Quindi in effetti una volta ti dico a casa mia di mia mamma ci stava un'ombra nel muro. Tutti quanti nel letto, Franci e st'ombra camminava nel muro, un'ombra lunga e una corta. Mamma stava nella stanza, tutti e tre, perché stavamo in una stanza sola, eravamo tutti e tre, quindi una sola stanza, eravamo tutti e tre maschi, tutti nel lettino e nel corridoio sempre la luce accesa perché lo teniamo per vizio. La luce accesa sempre, la teniamo sempre di notte, pure io qui la tengo sempre accesa. E ho visto queste ombre nei muri che camminavano tutti nei letti, mamma con la porta chiusa, noi tutti e tre a guardare un film, nessuno in piedi, gatti non ce ne stavano, cani niente, cioè chi camminava in casa, nel corridoio semmai, eh. E abbiamo chiamato mamma, ha detto mamma vedi che abbiamo visto due, mamma dice no vi siete impressionati, sai, solite cose. Una mattina mio fratello si è svegliato piangendo che dice che nella notte, nella mattinata anzi, si sentiva di affogare di una persona che stava sulla pancia, che lo manteneva, si sentiva di affogare e mia mamma subito l'ha preso, quindi mo siamo andati e perciò siamo andati in questo santuario dell'Avvocatella, poi potete anche cercarlo su Google. Sì, sì, grazie, si sentivano delle catene in effetti, perché a parte queste due ombre, cioè una signora bassa e un signore alto, si vedeva pure, si sentivano delle catene, sai, rumore di catene, è presente delle catene che camminano sul pavimento? E difatti mamma andò dalla signora sopra e gli disse, signora, no per qualche cosa, la incontrarono nelle scale e disse, signor, gentilmente, però, quando, perché la signora ha un ristorante, no? Dice, quando vi ritirate, evitate di fare con le catene per terra, dite che fate. Però la signora disse, guarda, Assunta, disse, io sono 2 mesi che non sto qui, sto lavorando al ristorante e non vengo qui, rimango a casa di mia figlia, lì stesso vicino al ristorante. Quindi in effetti questi rumori che venivano da sopra, cioè da sopra, dalla casa di sopra, che erano rumori di catene, in effetti sopra non ci stava nessuno, quindi abbiamo associato questi rumori a queste ombre. Quindi poi siamo andati in questo santuario, poi è successo questo ben Dio e quindi è stato rimandato l'appuntamento, poi finalmente siamo riusciti a prendere l'appuntamento con questo qua e fine questo qua è venuto a casa, mi ricordo come se adesso fosse. Abbiamo aperto la porta di casa, cioè l'entrata principale, no? Adesso tu puoi andare in una casa grande, 100 metri, puoi andare in qualsiasi direzione, no? C'è il salone, la cucina e poi ci stanno 3 stanze. Mamma ha il vizio di tenere sempre tutto chiuso, le porte. Quindi l'esorcista, il padre esorcista, è entrato e è andato direttamente nella stanza dove stavamo noi, in effetti, però calcolate che la porta era chiusa, quindi il prete, anche volendo, non poteva vedere che era una stanzetta per bambini o se era la stanza di mia mamma. Lui è andato direttamente e ha detto: Ma è qui che accadono queste cose? E noi purtroppo con la faccia bianca abbiamo detto: Sì, è qua. Ma come avete fatto? E lui ha detto: No, io sento una strana presenza. E in effetti ha detto che forse era un'anima che era rimasta intrappolata. In effetti, noi che cosa avevamo fatto? Noi, mamma aveva messo Gesù sulla porta, diciamo, della stanzetta e aveva messo Padre Pio dall'altra parte della stanzetta. E allora, detto così, il prete esorcista prima ci ha fatto fare una preghiera di liberazione a tutti quanti, insieme con le mani unite, tutte cose, non mi ricordo, delle preghiere comunque. Sì, sì, poi ha detto o togli la Madonna o togli Padre Pio perché l'anima deve andare via. Quindi tu facendo così l'hai rimasto in questo corridoio. Adesso questa anima non può andarsene via perché tu è rimasta intrappolata fra questo corridoio, dice. Quindi o togli uno o togli l'altro perché tu l'hai chiusa qua in mezzo. Quindi scegli tu dove che vuoi togliere. O togli la Madonna o Padre Pio. Quindi fai tu poi, dice. Comunque l'abbiamo fatto, abbiamo tolto Padre Pio, l'abbiamo messo in un'altra parte, però ti posso assicurare, signora Grazia, che dopo tanti anni ancora si sente questa presenza, è diminuita, sì,
però a volte mamma la sente, siccome papà va a lavorare presto la mattina alle 3 e rimane solo lei con la bambina, diciamo che mamma quando se ne va papà c'ha paura, perché a volte la sente ancora questa presenza, non più come prima, poi calcola che ci siamo tutti sposati, quindi sta solo lei con la bambina, quindi diciamo che meno male che mia mamma si alza alle 3, quindi incomincia a cucinare, incomincia a fare, quindi quando mio papà se ne va alle 3 e mezza, 4, più o meno perché deve stare alle 4 sul posto di lavoro, è vicino, calcola che se ne va alle 3 e mezza, va. E mia mamma si alza e si mette a cucinare, a fare i servizi, quindi alle 8 già, però ha paura perché dice comunque a volte la sente ancora quella. Io a volte quando vado là faccio sempre dico ma ha visto ma che cosa là e mia mamma mi diceva va attento. Pure mio padre c'ha paura, dico papà allora ma ha visto un fantasma, niente più. Diciamo che li faccio proprio mettere a paura. Però in effetti l'abbiamo vissuto, quindi è vero, quindi ancora dopo tanti anni, però il prete disse pure un'altra cosa, il prete esorcista, e questo è un santuario proprio per, diciamo, fanno gli esorcismi purtroppo. Disse che qui a Matierno molte persone erano state uccise in battaglia, quindi durante la guerra, quindi tutte queste case che stanno qui sono, purtroppo sono state costruite sulle ossa dei defunti che stavano sottoterra e sono morti in guerra. Sì, sì, grazie, oramai non ci fa più nulla, sì, sì. Però voglio dire io che uno deve viverlo per capirlo, perché se no non puoi dire, ognuno giustamente dice ma non esistono i fantasmi, non esiste questo, perché giustamente pure a me se non mi sarebbe mai capitata una cosa così, dico voglio, ma che state dicendo, vedi? Diciamo che se ti capita allora vedi come cambi idea, quindi questo è il problema. Sì, sì, l'ho visto pure io, sì, sì. Quindi diciamo c'è chi dice che sono energie positive, energie negative, chi dice che sono gli spiriti, qualcuno addirittura dice che sono le anime dei morti che non accettano il trapasso. Quindi io pure con questo padre Gennaro ho scritto, non ho scritto, ho parlato perché siccome abita dove sta mia nonna, quindi è vicino dove stanno i miei parenti a Vietri sul mare, e mi spiegava una volta che a volte le anime non riescono a passo, cioè in effetti non riescono, non si sono resi conto che sono morti e rimangono qui a vagare sulla terra come anime, quindi non vogliono andare verso la luce e rimangono qui perché sono molto attaccati diciamo, alle cose materiali, quindi non accettano la dipartita, diciamo così, va. E quindi poi con il tempo queste anime, dice, diventano cattive perché perdono la loro anima, dice, e quindi diventano spiriti infestanti. Quindi questa è la spiegazione che mi diede. Quindi dicono che molte persone dicono, mi disse, quando è arrivato il giorno della dipartita devi andare verso la luce, te ne devi andare. Quindi questo è sempre quello che consiglia. Quando arriverà quel giorno, dice, vai verso la luce, perché se rimani intrappolato qui, rimani qua. Poi l'anima viene consumata, diciamo, dalle anime cattive, dice. Quindi devi andare assolutamente via. Quando è arrivata l'ora, è arrivata l'ora. Non è perché incominci a dire, perché così mi disse, i figli, la moglie, oppure la mamma, che ne so, sono legati alle cose che stanno qua sulla terra, perché purtroppo molte anime non accettano che sono morte, quindi queste cose però mi disse capitano molto nelle morti violente, cioè se capita un incidente oppure qualcuno che è stato ucciso, quindi non si è reso conto proprio e la sua anima è rimasta qui proprio come se fosse rimasta intrappolata, cioè non ha capito la morte in effetti, mentre semmai chi ha sofferto una malattia brutta si è reso conto che era morto, invece qualcuno semmai, che ne so, faccio un esempio, qualcuno che muore improvvisamente si ritrova in un attimo, dice ma dove sto? Quindi non si è reso neanche conto che forse si è reso conto che sia morto, quindi questo spiegava pure, quindi un po' di cose un po' complicate al finale.
Però siccome a me piace parlare di queste cose, quindi ogni volta che vado si fa la croce lui per me. Diciamo questo qualcosa mi domanda. Quindi ogni volta che vado da quelle parti mi fermo un attimo, se vedo che sta libero faccio qualche domandina e me ne vado, quindi è più forte di me, quindi mi devo sempre informare. Però è una brava persona, padre Gennaro, quindi mi risponde sempre. Mo è uscito Paolo, mo. Franci è arrivato un salumiere, cosa serve a te? 100 grammi di cotto? Non ce la faccio. Quindi diciamo ragazzi che sono cose, lo so, strane, però sono vere, quindi uno può credere o non può, come gli UFO, uno ci crede, l'altro no. È come Dio, uno crede a Dio e l'altro no. Ciao, grazie. Dove state scassando? Guanciale, 100 grammi di guanciale, tu che fai la carbonara, lo fa? L'ho salutata la signora Grazia, è arrivato, Salumiere, Ciccio Salumiere, la mia vicina, no. Dite che lei è bellissima, non ce la posso fare. È un caso grave, ragazzi. A finale veramente stiamo impazzendo, vediamo il tempo come si sta piovendo, ma non credo. No, è nuvoloso come potete vedere, ragazzi, però non piove, no. Stelle non se ne vedono, UFO nemmeno. No, il tempo diciamo, secondo me domani piove. Speriamo di no perché sa che è giornata brutta. Quello già così mi viene l'ansia dell'ansia. Se poi domani viene pure a piovere, domani se piove, Franci faccio brodo di pollo. Oh, tanto per cambiare un po'. Stasera Franci sto a dieta, va attento. Stasera ho mangiato 2 hamburger di pollo con insalata verde. Mai tengo una fame, Franci. Io non mangiassi un capretto. E capi, Francesca, stasera ho fatto proprio una brutta fine. 2 hamburger di pollo con insalata. Come la chiama papà, l'erba. Plherb. Poco sale, poco olio. Mi fa pensare, va. Ogni tanto mi vengono sti pensieri cattivi per la testa. Non lo so come mi vengono. Però ogni tanto ci vuole, quindi. Oggi già sto pensando a domani, che mangiamo oggi? Se domani piove. Sì, sì, no, stasera mi sono mantenuto leggero, grazie. Stasera 2 hamburger di pollo con insalata verde, quindi arrostito, non fritto, quindi bello dietetico, quindi pochissimo olio nell'insalata e poco sale, quindi meno di questo non posso. Io adesso parlo con te e mi farei una grande carbonara, come dico io, piena di guanciale, bella. Lasciamo stare, ma piena di pecorino romano e di cose proprio a materiale proprio. Oppure, guarda, perché io sono vegetariano, quindi una bella fettina di carne di 1 chilo. Sì, sì, no, no, sta bene. Non lo so se era il Vesuvio o se era l'Etna. Paolo Salumiere, la signora, grazie, l'abbiamo messa noi di nome Salumiere. Ogni volta esce con un nome diverso, allora l'abbiamo messo di nome Ciccio Salumiere. Perché l'ultima volta è uscito che si chiamava il macellaio, allora abbiamo detto il capretto. Io scottone e peperoni mangiate, meno male che si va a dire tu, sta la polizia che. No, non è. No, è in ambulanza, fa allarme, ambulanza, peggio ancora. Ho visto blu, ho detto che chiama la polizia, invece è l'ambulanza. Ciccio Salumiere, 100 grammi di guanciale. No, no, io sono vegetariano, a quest'ora mangerei una bella fettina di carne argentina, una scottona, una fiorentina,
un po' di brasato, 2 arrosticini abruzzesi. Oppure se vogliamo fare una cosa, andiamo sul classico, una seppia arrostita, un polpo insalato, un po' di frittura, una bella papà di cozze, un bel bicchiere di vino bianco, e vai, va. Wow, che bella dieta, mamma mia. Io ero convinto di una cosa, che se non ingrassavo io mi mangiavo pure, secondo me, la tavola, sono convinto, piedi e tutto. No, Eufrase, a me sembra che sia l'Etna, in effetti, ho visto pure io una cosa così, mi pare che sia l'Etna che sta fumando, non il Vesuvio. Stavo vedendo una cosa così, una notizia così, ma non è il Vesuvio. Francesco sti casi là. Te le create la genovese, eh? Sì, sì, è l'Etna, sì, sì, l'ho vista una cosa così, quindi ho detto se è l'Etna. Se del Vesuvio internet era pieno. No, a parte di questo che dove andavi, leggevi le scritte, però quando fa il terremoto a Napoli sta su tutto il web, quindi si vedeva subito. Sì, sì, grazie, pure la genovese, pure Scopazzi, con diciamo, la pasta che si spezza con le mani, come la chiamiamo noi, i mezzo cannerini che si spezzano. Ma tu la fai con la carne o col macinato? Poi la genovese c'è chi la fa con la doppia coperta e chi la fa con la carne macinata. Quindi tu come l'hai fatta? Il ziti, sì, ma hai usato pezzi di carne o macinato? Perché molti fanno pure con la carne macinata, molti con lo spezzatino. È normale allora come facciamo tutti quanti noi del sud. Perché io una volta ho sentito uno, ho detto ho fatto la genovese con la carne macinata. Ho detto guarda, noi facciamo con i pezzi tipo spezzatino. Capite come pezzi francesi, quando metti quel pezzo in bocca si scioglie in bocca il pezzo di grasso, carne, ma non ne voglio, non posso parlare così. Ma perché mi sto zitto e mi faccio i fatti mie invece di un no? Quando prendi la genovese col sitone schiattato, quel pezzo di carne che si affonda con la forchetta tenero, morbido, lo so. In effetti proprio la morbidezza è dovuta proprio dalla lunga cottura, quindi diciamo come si dice da noi, un'erba si scioglie in bocca, quindi si scioglie in bocca. Questo è un canale maledetto per la cucina. Il prossimo canale che faccio la cucina, vi giuro. Faccio come il film 7 kg in 7 giorni, vi ricordate Carlo Verdone? È quello, no? In effetti provavano a fare la dieta a tutti quanti e non ci riuscivano. Poi alla fine hanno tolto quella villa per fare la dieta e hanno aperto un ristorante e hanno fatto successo. Così devo fare io. A già l'uomo, a già fa mistero da una parte e cucina dall'altra. Ma la per il ristorante, Francesco, e te? Dai due mangioni, oh. Totò e Peppino. Totò e Peppino divisi a Berlino, a mascherina. Ah, tabella già la tengo, Totò e Peppino divisi a Berlino. Ah, ma fa così, Francesco. Totò e Peppino divisi a Berlino. Eh, che guai, che mi fa? Purtroppo il mangiare è la nostra propria cultura propria. Siamo nati così e moriremo così, quindi è meglio morire con la panza piena, non con la panza vacante. Chi è caduto qualcuno? Dei due porcellini, sempre esagerato. Specialità di Francesco, pollo oh, coniglia alla cacciatura. Oh, specialità del maestro, dello chef Francesco Nastri, coniglia alla cacciatura. Un esperto di conigli, ragazzi.
La morta sui conigli. Quindi già mi immagino a Francesco davanti a tavola. Allora abbiamo coniglio alla cacciatora, coniglio impanato farcito con patate e funghi porcini, coniglio ripieno, coniglio... cioè fa proprio un elenco di conigli di come si può cucinare. Pavia, una scossa di terremoto di 3,7. Diciamo che non ci facciamo mancare niente, ragazzi. Lo devo fare, grazie. Ogni tanto pigliavo la, diciamo, la cosa della cucina. Lo sta pettinando, grazie. Lo sta pettinando tutti i seri. Lo sta crescendo. Pure a flambè. Coniglio sott'aceto, coniglio fritto con le patate, coniglio fritto. Tutti i tipi di coniglio. Un bel coniglio dissossato, ripieno di carne macinate, patate e funghi porcini. Buono, ma frangete, immagina. Cristina pettina i bamboli invece. Vabbè, ma lui sta pettinando il coniglio per farlo crescere. Sì, sì, facciamo coniglio ripieno con carne macinata, dissossato, con carne macinata, patate e funghi porcini. Proprio una bomba. Franci Fanelli dice ogni volta finiscila di dire sta giocando con il gatto. In effetti questo gatto e questo coniglio mi sa che sono amanti alla fine, quindi c'è del tenero al finale. Quindi se esce un cucciolo francese il primo è mio, eh. Gatto coniglio, che roba è? Ma che dici, che si può mangiare? Ah, non credo, no. Si sono fidanzati. Quindi il primo cucciolo è mio. Il secondo un mangiamo a Cristina. A questi Cristina, finisce che i bambini come ci i conigli. Vabbè, che sapendo Cristina, poi Cristina non se la mangia. Madonna, io non ce la faccio veramente. Certe sere, la sera, guarda, la sera proprio il pomeriggio non passa proprio, è proprio interminabile. La mattina vai, ci sta pure, ma il pomeriggio proprio non passa. Proprio sta fermo il tempo. Mamma sci. Quando? Grazie, quando? Io spero molto molto presto, la verità mi ci scocciate proprio. Cioè non è che stavo facendo queste grandi camminate, però manco stavo così carcerato. Lo so, ma poi faccio vedere che succede a Milano, grazie. Poi faccio vedere che poi in questi giorni diciamo quanti contagiati ci stanno e poi dicono, che è successo? Poi vogliono sapere come mai a Milano ci stanno, in Lombardia ci stanno tanti. Ma pure a Torino, Francesco mi ha mandato un video, pure a Torino facevano proteste in mezzo alla strada, un casino proprio, polizie qua, là, sotto, in coppa. Poi ti faccio vedere in questi giorni quanti contagiati escono, sta a vedere. E poi dicono come mai a sud non succede a noi qua sì? Poi vogliono l'uovo di Pasqua, come mai? Poi stiamo a vedere. Oggi qua ad esempio sono stati pochi, 37 contagiati in Campania a finale. Più di questo che si deve fare? Sì, se siamo così scemi che stiamo a casa noi. Dice io sto a bussare a casa, allora io mi sono scocciato, dai sta a casa, ma che ci fa? Ma ci metti in mezzo a via? A, a parte che poi stanno tutti chiusi, no? Pure se scendessi, ad esempio, mo no, io scendo, no? Togliamo pure che non mi fermano, che non ci sta il posto di blocco, che non riesco a arrivare a Salerno, no? Che vado a fare? Tutti chiusi, nessuno in strada.
Cioè, che va a fare? Cioè, pure se vorrei scendere, no? Per fare una camminata, tanto per dire, evadere, va, diciamo. E dove va? Sta tutto chiuso. Non c'è nessuno aperto. Cioè, è inutile pure scendere al finale, perché potrei andare di prima mattina a guardare il mare, questo sì. Ma solo per questo potrei scendere. Sì, sì, grazie, ormai mi ha fatto 30, che la facciamo 31, che cagno. Mo rischiare, mo sarebbe proprio da stupidi proprio, quindi che fa? Facciamo come a chi, ma stare 50 giorni chiuso qua dentro, ma per stare 7-8 giorni, facciamo come a chi, tanto vale. Stiamo come diciamo noi, stiamo ballando e finiamo di ballare. Tanto, come si dice, più nero della mezzanotte non può venire. Vabbè ragazzi, io vi saluto, ci sentiamo domani. Sì, sì, un saluto a tutti quanti, buonanotte a tutti quanti, e un magnato, vi tengo una fame. Vabbè, oh fra, siamo che si rivedono, recuperano. Quindi buonanotte a tutti ragazzi e ci sentiamo rimane. Spero domani che non piove perché sennò è ancora più depressione. Quindi già è bello bravo. Quindi domani se piove Franci è brodo di pollo. Se invece sta il sole no, pollo a forno va. Sempre pollie. Ma vorremmo, boh. Uè, notte a tutti ragazzi, a domani.